Calcio, campionato di promozione, Aragona Aspra 3-1. Post gara Aragona Aspra 3-1 il finale, in sala stampa Stefano Zammito per commentare questa vittoria importante per la classifica ma arrivata con tanta sofferenza. Sì, sicuramente è una vittoria abbastanza importante per il nostro proseguo del campionato. Naturalmente queste sono le partite che se entri con l'approccio sbagliato diciamo che vai in difficoltà, però al secondo tempo siamo usciti fuori e abbiamo portato a casa la posta in Bali. Che partita è stata tecnicamente, tatticamente? Ma è stata una partita abbastanza difficile perché naturalmente chi viene in casa della capolista non regalerà mai nulla e loro naturalmente cercano dei punti per la salvezza, però alla fine è andata bene e noi continuiamo sempre per la nostra strada. Aragona che crea tante occasioni da rete ma le fallisce anche. Cosa succede a questa squadra? Ma purtroppo sì, al primo tempo abbiamo creato tanto, però non siamo riusciti a concretizzare. L'importante è che alla fine, poi al secondo tempo, siamo usciti fuori bene e siamo riusciti a vincere la partita. Cosa ha detto finora questo campionato? Ma sicuramente ci vede al primo posto, però noi continuiamo sempre per la nostra strada, lavorando sempre al massimo e a fine campionato tireremo le somme. In sala stampa il dirigente Giuseppe Maligno per commentare questa vittoria, l'ennesima dell'Aragona, in casa contro un Coracio Aspra di Bagheria. Assolutamente sì, è stata una partita molto combattuta, l'Aspra giustamente naviga nei bassi fondi della classifica, però è venuta qua a giocarsela, giustamente deve cercare di salvarsi. Noi abbiamo sbagliato tanto nel primo tempo, abbiamo avuto tante palle gol, potevamo chiudere la partita subito, però alla fine dai, va bene così. 3 vittorie in questo 2026 per l'Aragona, adesso si va a Mazzara del Vallo, trasferta insidiosa. Trasferta durissima, sì certo, anche perché oggi il Mazzara ha perso San Giovanni Gemini, quindi avrà voglia di rivalsa. Noi ovviamente dovremmo andare in tutti i campi cercando di vincere e poi alla fine tireremo le somme, speriamo bene.